A tutti voi che ci state seguendo, ben trovati davvero a questa nuova puntata di Missione Mondo. Vi saluto naturalmente dagli studi di Telepace e insieme a me c'è Don Federico Tavera. Ben trovato. Grazie e buonasera a tutti. Ecco, è il direttore dell'ufficio missionario della diocesi e quindi anche in qualche modo l'occasione ci dà l'opportunità per avere un messaggio un po' più grande anche sulle attività missionarie proprie della diocesi. Quindi grazie. E 100 anni fa, esattamente il 30 novembre del 1919, Papa Benedetto XV pubblicò una lettera apostolica dal titolo Maximum Irude, che appunto voleva proprio promuovere la missionarietà, risvegliare il senso missionario nelle persone che c'erano. Quest'anno Papa Francesco vuole proprio ricordare questa lettera e soprattutto l'idea in modo particolare, cioè con un mese missionario, il mese di ottobre prossimo, con un mese missionario straordinario. Ecco, quindi dicevo davvero, ci ricordi da dove nasce questa idea? Ma appunto, come hai detto, il mese missionario nasce dal desiderio di Papa Francesco in occasione di questo centenario, di questa lettera apostolica del Papa Benedetto XV, dove in un periodo molto difficile, era appena finita la Prima Guerra Mondiale, quindi un tempo di nazionalismi, un tempo nel quale ognuno usciva dolorosamente, faticosamente da una guerra definita mondiale, il Papa vuole offrire proprio alla Chiesa il compito, il dono di prendersi a cuore l'evangelizzazione di tutti i popoli. Quindi in una situazione storica dove c'erano ancora ferite profonde legate appunto alla guerra, il Papa sente l'esigenza di dire: non chiudiamoci noi stessi, apriamoci, annunciamo il Vangelo a tutti i popoli. E questa lettera era in modo particolare destinata ai sacerdoti, ai religiosi, agli istituti di vita missionaria e consacrata. E infatti ha dato un impulso grande, tanto che tantissimi sacerdoti sono partiti, anche sacerdoti diocesani, per la vita della missione. E voleva richiamare anche in qualche modo non una questione semplicemente così di circostanza, ma proprio per riandare alle radici dell'essere cristiano, quindi una questione proprio di vita e di fede, possiamo dire, che non è una cosa che viene così casualmente, ma richiama soprattutto la natura proprio dell'essere cristiano. Certo, la natura della Chiesa è proprio missionaria, nel senso che gli apostoli e successivamente le prime comunità cristiane hanno comunicato il Vangelo, cioè hanno comunicato la gioia di conoscere Gesù, l'hanno comunicata da persona a persona. E questa è l'evangelizzazione, cioè annunciare come l'esperienza dell'incontro con Gesù ha trasformato, ha reso bella, ha dato pienezza alla vita. E quindi per questo la Chiesa è per natura missionaria, ma oserei dire perché la vita è fatta per essere donata. E questo diciamo è un po' il significato centrale, ecco, di questa dimensione. È importante legare questo della missione con la vita, che poi in realtà legarlo anche con il nostro essere cristiani, perché veramente non è una questione di indottrinamento il nostro, non è questione semplicemente di imparare qualcosa di speciale, mettiamo anche tra virgolette qualcosa di divino. Ecco, io penso che davvero l'essenza del nostro essere cristiano, l'essenza della fede si valuta sulla vita stessa. Cioè mi viene da dire, non si tratta semplicemente di diventare dei spirituali, dei divini, ma si tratta di diventare pienamente uomini e donne. Certo. Cioè certo. La fede che mira proprio all'umanizzazione quasi più prima di un essere cristiano non si sa
che non sta proprio come dire, astratto, che non tocca la vita. Certo, ed è il primo missionario è stato proprio Dio, Dio che è uscito da sé attraverso il proprio figlio, si è fatto uomo, ha abitato l'umanità, ha incontrato le persone, come uomo ha vissuto, ha lavorato, ha amato, ha gioito, ha sofferto, e tenendo presente che il tempo più lungo della vita di Gesù l'ha passato nell'ordinarietà della vita, cioè i primi 30 anni della sua vita, l'unica cosa che Gesù ha fatto, ha vissuto da uomo, condividendo la vita dei suoi contemporanei a Nazareth, ha fatto il figlio, ha fatto l'amico, e questo noi non lo consideriamo mai. Spesso noi diciamo e studiamo e valutiamo i 3 anni della vita pubblica, ma la vita nascosta di Nazareth, diciamo, è un messaggio, è un annuncio grandissimo. Possiamo dire, Don Federico, che è proprio per questo che Papa Francesco appunto ci tiene a ricordare proprio la missionarietà, l'essere missionario, che non può essere una cosa facoltativa, ma proprio viene da dire che per Papa Francesco è proprio il cuore dell'essere cristiano, il cuore della missione, della Chiesa. Certo, e il Papa in modo particolare ha a cuore questa apertura. Quindi da una Chiesa introversa ad una Chiesa estroversa, cioè aperta, da una Chiesa che è concentrata sulla propria autoconservazione ad una Chiesa che si fa dono. E credo anche che questo sia anche la verità dell'uomo. L'uomo solo non può compiersi, si perde, si smarrisce. Invece l'uomo che si apre, ecco, è l'uomo che ritrova la propria identità in comunione con i fratelli e in comunione con Dio. E noi spesso abbiamo un po' paura, perché l'apertura è sempre faticosa, lo sappiamo. Quando dobbiamo entrare in una realtà nuova, tante volte abbiamo la paura di inserirci, di essere guardati, ma non possiamo pensare che nella solitudine l'uomo, ognuno di noi, trovi la sua verità. L'esperienza vitale è sempre un'esperienza d'apertura, di relazione. E il Papa dice che proprio questa apertura, e che è appunto il cuore della missione, questo aprirsi, è qualcosa che proprio rinnova la Chiesa, rinnova il cristiano, rinnova proprio, si potrebbe dire, anche il nostro modo di essere Chiesa. Certo, perché, non so, l'esperienza che noi facciamo quotidianamente è che noi vediamo come il passare del tempo influisce sul cambiamento del nostro corpo, del nostro fisico, mentre le trasformazioni più belle avvengono proprio nelle amicizie, nelle relazioni, e noi cambiamo a seconda delle relazioni. Per esempio, un giovane che si sposa diventa marito, poi insieme con sua moglie diventa padre e la moglie diventa madre, cioè le trasformazioni, i cambiamenti più significativi, più belli, avvengono proprio dentro una trama di relazioni. Per esempio, il prete, la suora, il religioso, nella relazione con i fratelli, compie la propria trasformazione. E questa è una verità anche legata alla fede. Nella prima lettera di Giovanni viene detto, fratelli, amiamoci gli uni gli altri, chi ama ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, chi ama è generato da Dio. Cioè la persona che ama vive questo processo di generazione, diventa una persona nuova, cioè diventa pienamente figlio. Ecco, davvero ti ringrazio tanto, perché in qualche modo sentiamo sempre parlare appunto dell'esigenza, della necessità dell'aprirsi, dell'essere missionario, ma non sempre si capisce veramente che cosa è in gioco. Ma in questo caso ci stai dicendo proprio che l'aprirsi
la missionarietà ci restituisce la dimensione della relazione concreta con le persone, non più semplicemente appunto solo pensata, ma vissuta, e questa relazione ci introduce proprio nel cuore stesso di Dio, Dio che ci viene incontro. Ecco, volevo sottolineare proprio questo, la missionarietà che ci fa vivere concretamente le relazioni, i rapporti con l'altro in maniera concreta, anche nelle piccole cose, e così ci restituisce veramente il nostro essere cristiani. Ecco, questa è una cosa molto molto importante. Invece dicevamo che il chiudersi soprattutto oggi, è una, come dire, è una tentazione non solo della Chiesa, ma veramente si può dire in senso negativo, volevo dire un segno dei tempi, ma certo, l'uomo moderno tende sempre a chiudersi. Sì. Più cala l'identità personale, più sentiamo l'esigenza di darci un'identità esterna. E quindi credo che oggi come oggi, dove la tentazione di ricostruire muri, di ridefinire delle identità nazionalistiche è molto forte, però dobbiamo saperla leggere proprio come un tempo nel quale l'uomo, oggi come oggi, ha smarrito un po' il dove andare, ha smarrito un po' il chi è, e quindi ha bisogno di qualcosa di esterno che dica chi sono, però non può funzionare così. Ecco, questo mi permetteva appunto anche, perché lo viviamo sul piano anche umano, proprio politico, sociale, c'è grande tentazione oggi di chiudersi pensando di salvarsi, di proteggersi così, ma in realtà appunto io penso che anche in questo senso il Vangelo rimane sempre una parola di attualità e una risposta anche a questi interrogativi così profondi. Certo. Quindi è importante che Papa Francesco veramente ha la grande capacità di, come dire, di affrontare anche le dinamiche della vita, proprio dicendo guardate che è evangelico questa cosa, perché non si può, si potrebbe quasi dire, non si può risolvere certe dinamiche veramente se non riandando al Vangelo. Tra l'altro, nella lettera che il Papa Francesco ha scritto proprio in occasione del centenario della promulgazione di questa lettera, diceva una cosa molto significativa, riprendendo il Concilio Vaticano II. Dice, la strada per raggiungere questa nuova evangelizzazione, la strada è quella della povertà, dell'obbedienza e dell'offerta di se stessi. Cioè la finalità dell'evangelizzazione non è quella di cercare nuove tecniche per annunciare, ma la finalità dell'evangelizzazione è l'uomo nuovo, è il cuore nuovo, è l'uomo che guarda la realtà con lo sguardo di Gesù, è l'uomo e la donna che amano con il cuore di Gesù, è l'uomo e la donna che scoprono che la dimensione più vera perché il Vangelo diventi visibile è quella del servire, e del servire gli uomini, con un cuore gratuito, senza la pretesa in qualche modo di benedire o di battezzare tutte le realtà, ma già il dono di sé, il servire, essere questa presenza di novità, di luce, è il primo modo per dire che al cuore della realtà c'è proprio Gesù, c'è il Vangelo. E proprio lì sta anche un po' la novità, perché uno potrebbe dire 100 anni dopo il Papa ripropone la stessa cosa. Invece c'è proprio una crescita e una visione anche molto importante, molto bella, perché cioè, qual è la novità, appunto, la lascio dire a te, rispetto alla lettera di Papa Benedetto XV 100 anni fa, ecco, nella riproposizione del Papa attuale c'è qualcosa di nuovo. Ma la novità, diciamo, di questa che Papa Francesco ripropone è che mentre prima con Benedetto XV ai primi anni del 1900 in modo particolare indirizza questa lettera al clero e ai religiosi,
questa riproposizione di Papa Francesco la offre a tutti i battezzati, e ognuno secondo, diciamo, il suo compito e il suo stato. Ecco, credo che una madre, un padre di famiglia devono vivere il proprio essere famiglia in un modo missionario, cioè non solo con lo sguardo, diciamo, sui propri figli, ma uno sguardo allargato, cioè prendersi a cuore anche i figli degli altri in qualche modo, perché questo sarebbe lo sguardo di Gesù, che va sempre più in là. Penso una persona che lavora in qualsiasi ambito, ecco, vivere con un cuore nuovo il proprio lavoro. E penso a noi preti, a noi Chiesa, che non dobbiamo starci ad inventare delle strategie nuove, come trasformando un po' il Vangelo in una pubblicità per attirare, ma anche noi preti, noi Chiesa, dobbiamo imparare a fare le cose ordinarie di ogni giorno, proprio con un cuore missionario. Non so, penso alla catechesi, l'attenzione agli elementi più fragili, magari più problematici, penso all'ambiente della carità, l'attenzione ad aprire le nostre strutture, ad accogliere. Per esempio, penso a tutto ciò che si riferisce alla liturgia, che la liturgia non definisca chi può star dentro e chi può star fuori, ma la liturgia siano queste braccia aperte della Chiesa verso tutte le persone, come un grembo nel quale uno ritrova la propria identità. Più è lontano e più sei accolto. Ecco, è importante queste cose, perché sembrano cose di sempre, ma in realtà veniamo da un mondo tutt'altro, perché appunto già Papa Benedetto XV pensava anche lui che i missionari erano quelli che partivano. E quindi qui invece, per dire veramente, o siamo cristiani missionari proprio, parlavo, tra l'altro tu hai fatto anche tu la missione, così parlavo con il nostro sacerdote Don Claudio che è a Cuba, che diceva che lì ci sono dei missionari che non è che vengono da fuori. Mi colpiva che parlava dei missionari proprio locali, certo, dei cristiani che nelle loro comunità sentono questa esigenza di dire no, noi vogliamo vivere la nostra fede anche, cioè a servizio proprio, mettere la nostra vita a servizio. E allora è importante questa cosa, che il Papa dice una conversione totale della Chiesa in chiave missionaria. Cioè dare veramente il timbro missionario, cioè il timbro dell'apertura ad ogni nostra attività, le nostre celebrazioni, come dicevi, la nostra vita di ogni giorno, l'accoglienza, la dimensione. Poi tra l'altro questa vita nostra, questi contesti attuali, che sembrano degli ostacoli, in realtà sono un vantaggio. In realtà sono un dono, perché tutte queste migrazioni, tutte le diversità che ci sono oggi sono tantissime. Cioè, quale sguardo abbiamo verso questa realtà? Certo, e questo ci responsabilizza prima di tutto come comunità cristiana, che diciamo la Chiesa, come diciamo nella liturgia, da un confine all'altro della terra offre al tuo nome un sacrificio perfetto, nel senso che la Chiesa non ha i confini né delle nazioni né dei continenti, la Chiesa è universale e ogni persona, come dire, che entra e che viene accolta deve sentirsi a casa. E questa è una mentalità che richiede un po' una conversione, perché io non posso dire mio ciò che in realtà non mi appartiene, non posso dire questa terra è mia, io devo dire questa terra la condivido con te, questa fede non posso dire che è mia, ma la condivido con te. E questo, la cultura della condivisione, è ciò che rende la Chiesa nella sua verità, restituisce alla Chiesa la sua verità. Grazie, perché proprio sono tante cose, più ascolto e in questo momento ci penso e scopro proprio questa bellezza che appunto è provocatoria sotto un aspetto, perché il Papa dice guardate veramente la missionarietà, l'aprirci agli altri è qualcosa che oggi può ancora dare, come dire, energie nuove alle nostre chiese e rinnovare la sua identità. E quindi io sento proprio questo, nel senso che
ci siamo chiusi troppo in tanti modi e ci siamo messi quasi a parte del mondo. Ora la missionarietà è qualcosa che ci chiama a rimetterci dentro. Ecco, questo penso che è un dono che abbiamo ed è molto bello scoprire che davvero, se vogliamo rivivere ancora la freschezza della nostra fede, la bellezza, c'è una strada ed è quella della missionarietà. Bene, ecco, non possiamo che ringraziare appunto Papa Francesco che ha voluto in maniera particolare mettere l'accento su questa dimensione e poi appunto quelli che ci ascoltate ricordatevelo davvero, non c'è una contrapposizione tra l'essere cristiano e l'essere missionario. È uguale, sono due cose, due dimensioni che vanno di pari passo e soprattutto si arricchiscono reciprocamente. Quindi Don Federico, grazie per averci un po' trasmesso questo pensiero del Papa e quindi anche perché veramente tanti non lo sapevano, non l'avevano forse ancora sentito, però il Papa proprio ci sta preparando all'ottobre prossimo per celebrare questo anche con un cuore cresciuto missionalmente. E cercheremo anche di così avviare delle iniziative perché questo mese missionario straordinario possa dare nuovo slancio diciamo, alla fede e alla vita delle nostre comunità. E proprio questo è il sogno di Papa Francesco e nell'accogliere tutto quello che ci dice accogliamo anche questo invito che appunto era anche un modo per rilanciarlo a tutta la diocesi. Quindi grazie della tua presenza e di tutto quello che ci hai detto. Grazie che ci hai ascoltato. E voi tutti che ci avete seguiti, grazie di quello che ci avete anche donato perché ci siamo, perché ci siete anche voi. Quindi grazie e allora ci vediamo per la prossima puntata di Missione Mo.